L'euforia è quella dell'ultimo giorno di scuola. L'entusiasmo, quello di chi è riuscito a tagliare il traguardo di una sfida, una bella avventura. Siamo all'ultima tappa del giro in tandem lungo la pedemontana collina veneta. Abbiamo, io, Roberto e tutta la troupe, macinato chilometri, noi in bicicletta, loro in auto o spesso anche a piedi. Abbiamo incontrato luoghi, sapori, profumi, tradizioni, storia, arte, cultura e soprattutto persone. Uomini e donne che sono l'anima di un territorio, che sanno accogliere, ospitare ed emozionare ogni foresto, sia che venga da lontano che da un borgo vicino. Gonfiata alle gomme e via lungo le strade del Prosecco, gli angoli della pedemontana trevigiana dell'Alta Marca. Un itinerario da Conegliano a Vittorio Veneto, passando per Valdobbiadene, San Pietro in Feletto, Pieve di Soligo, Follina, Refrontolo, Revine Lago. Un momento di debolezza, lo confesso. Vorremmo salire al castello con questa auto. Vabbè, è comunque d'epoca. Scusi, un'informazione, io del posto io. Ma no, adesso devo cercare il castello del Conegliano. Questo? Eccolo, ecco. Conegliano ci sono molte bellezze artistiche e architettoniche, a partire da Contrada Granda si può salire attraverso Madonna della Neve e arrivare qui in castello, c'è la possibilità in Contrada Granda di rivedere la Pala del Cima che è tornata dopo il successo di Parigi, ci sono tanti scorci di una città tutta da scoprire. La bicicletta può esprimersi in collina, ci sono una serie di percorsi sicuramente poco trafficati. Un progetto che si sta concretamente realizzando in questo periodo ci consentirà di percorrere 42 km lungo il Monticano e si chiama proprio Giro Monticano. E a Conegliano c'è la scuola enologica, l'Università del Vino. Ma io credo che il Prosecco stia conquistando il mondo. C'è qualche produttore che ha previsto il consumo di 1 miliardo di bottiglie tra Prosecco superiore, che è quello che produciamo qua in zona, e Prosecco DOC, che è quello che si produce in pianura. Credo sia un po' un'esagerazione, però è meglio puntare ai grandi numeri piuttosto che puntare a avere previsioni ristrette o previsioni minimaliste. Qui siamo a Valdobbiadene, una capitale del Prosecco superiore, proprio per l'aspetto storico, perché nella zona collinare tra Conegliano e Valdobbiadene è nato il Prosecco, è stato diffuso e ha fatto apprezzare nel mondo da migliaia di viticoltori, attualmente sono 3.000 i viticoltori in questa zona. Certamente il territorio è di fondamentale importanza per ottenere quelle che sono le caratteristiche peculiari del Cartizze. Cioè, essendo il Prosecco un aromatico debole, in questo territorio, avendo un escursum termico notevole tra il giorno e la notte, si hanno comunque delle caratteristiche di profumi, di armonia nel vino che sono notevolmente superiori. Il vitigno è lo stesso delle altre zone, però collocato in questo territorio dà un vino che ha una fragranza, una sapidità e un'armonia che sono sicuramente superiori.
Noi abbiamo dei grandissimi chef del padovano, del vicentino e del trevigiano e del bellunese, eccetera, però la qualità media della provincia di Treviso non la trovate in nessun'altra provincia d'Italia. Palazzi da sogno per direttori d'orchestra, ma anche chef pluristellati. Allora, quello che vi prepariamo oggi è un piatto molto semplice fatto con la ricotta fresca di Soligo, che verrà saltata in padella e poi condita con dei pomodorini e delle olive. Può essere un antipasto, è un piatto molto leggero che viene poi abbinato in questo caso a della birra. Un po' di prezzemolo e solo un filo di olio di oliva. A questo punto noi ci versiamo un bel bicchiere di birra, la birra è versata, facciamo un brindisi con questo splendido piatto e questa ottima birra. Secondo me la prima birra che scegliamo è molto leggera, fa 3 gradi alcolici, è molto profumata, ma ha comunque una certa persistenza in bocca, non è che dopo l'assaggio scompare. Secondo me è una birra che ispira freschezza, subito quando la annusi ti rinfresca le narici. Ecco il risotto con casatella trevigiana DOP e prosecco superiore di OCG. Voglio presentarvi un veloce antipasto da fare sempre con la casatella trevigiana DOP. Si prende della casatella, si fa sciogliere a bagnomaria, si frulla leggermente con un frullino da famiglia e è già pronta. Si può servire su una coppa, in questo modo, ancora calda, guarnire con dei fiori secchi e delle fettine di pane ai cereali appena tostato. Sono tanti anni ormai che lo faccio anch'io, anche se sembro un po' giovane, ma mio papà mi ha insegnato ben 30 anni fa a tagliare i pezzettini di pollo, le costine di maiale, a tagliare il coniglio. Quante volte sono andato a prenderlo? Ecco, ormai da un po' di tempo lo facciamo. Lo prepariamo nel pomeriggio, gli mettiamo un po' di lardo fra un pezzettino di pollo, un pezzettino di coniglio, un pezzettino di maiale, con una fogliettina di saglia. Lo infiliamo sulle stecche e dopo verso le 4 del pomeriggio lo mettiamo sul nostro caminetto. Comincerà a girare e questo lo farà per ben 4 ore. Insomma, se beve, E come dice il famoso detto, chi non beve in compagnia, usi un ladro, usi una spia. Ma sai che se può entrare Un giorno anche no, altri, sì. Se puoi. Puoi ammassare bicicletta qua. Siamo sicuri? Tranquilli. Non mi frega niente. Guarda che ne aveva promesso è il prosecco. Brindisi, Prendiamo con il famoso prosecco della pedemontana trevigiana, eccoli qua. Ma qua siamo un'osteria importante questa, no? Questa è la più vecchia osteria della zona, più di 200 anni, è sempre gestita dalla famiglia Pietro. La stessa famiglia? Dal trisnonno fino alla Pensavo che fosse un forno, io ho scritto forno e invece se mangia e se beve, se facciamo un brindisi. Un bel brindisi. E come che diceva il nonno, chi che lavora magna e chi che non lavora magna e beve. Scusa, cascate del Niagara? Grazie. Avanti. Siamo già in Canada.